Rispetto al totale per esempio degli edifici residenziali in Veneto, circa un quinto, quindi circa 200.000, sono edifici storici. Di questi ne abbiamo alcuni che sono vincolati, che non possono essere ovviamente toccati, ma di quelli non vincolati in cattivo stato di manutenzione ne abbiamo circa 10-11.000. Quindi diciamo che al di là del potenziale complessivo di mercato, già oggi bisognerebbe mettere mano a 10.000 edifici e sono lavori che ovviamente qualcuno deve fare. Abbiamo bisogno di concretezza, perché i nostri edili insieme al restauro riescono a far sì che questi patrimoni che attualmente hanno bisogno di delle sistemazioni vengano sistemate nella maniera più corretta. Abbiamo possibilità di fare veramente grandi cose, abbiamo bisogno anche della regione, della provincia, per cercare sì che queste ville vengano ritrasformate e sistemate per dare un'ulteriore possibilità a queste ville. Come restauratori attualmente non abbiamo un ruolo fondamentale, però dovremmo averlo perché il mercato ne ha bisogno, visto che le soprintendenze sono totalmente in difficoltà con il patrimonio vincolato. I beni non vincolati, che sono storici e che comunque hanno bisogno di cure particolari, non lo sono, e c'è bisogno di una figura che possa mettere così le mani, che possa riqualificarli nella maniera adeguata, come lo fa un restauratore. Quindi il restauratore dovrebbe diventare una figura un po' più centrale in questo. Mentre per i beni tutelati le normative sono chiare, definiscono figura per figura quali sono lo specifico ruolo all'interno del cantiere, per quanto riguarda l'edilizia storica non vincolata, pur essendo un contenitore di grandissimo valore, non è ancora chiaro il modo con cui e quali competenze soprattutto possono intervenire in questa, e quindi la figura dei giovani architetti diventa decisiva, perché possono essere delle cerniere di collegamento fra il mondo della committenza e il mondo dell'esecuzione. Ripeto da sempre, insomma, che dobbiamo superare il tema del restauro come evento fatto una volta per sempre, alla manutenzione come processo, come programma, cioè alla cura del patrimonio, che la ricerca che abbiamo fatto a livello nazionale dimostra la indispensabilità ormai di questo approccio, perché gli edifici sono tantissimi, le risorse sono sterminate, le risorse necessarie sarebbero impossibili. L'unica maniera è appunto quello di fare prevenzione, cioè di prevenire, che come si dice no, è meglio che curare. Ecco, per far questo vuol dire mettere in campo anche tutto il mondo dell'edilizia, no? Dell'edilizia degli artigiani, diciamo ancora titolari di saperi specializzati, che sono anche fortemente regionalizzati, e quindi le scuole di formazione a livello regionale per la costruzione di questa figura che è il tecnico del restauro con competenze attoriali sono assolutamente indispensabili. Oggi è importante far conoscere queste figure professionali ai ragazzi, perché i ragazzi non conoscono o conoscono poco le figure che lavorano nell'ambito del restauro, e questa è la difficoltà. Cerchiamo di sensibilizzare e di portarli a conoscenza per poter scegliere. Il dialogo con il territorio, con i stakeholder è fondamentale. Abbiamo sempre lavorato in questi anni come giunta regionale, come strutture. Questo serve per preparare la programmazione regionale non chiusi in una stanza, ma appunto confrontarci con gli operatori, con gli esperti, per fare una programmazione che può essere poi nel tempo migliorata, che deve essere quella che serve ai nostri giovani, alle nostre aziende, ai nostri artigiani. Il momento di oggi è molto importante per riflettere su quale direzione dobbiamo in qualche modo indirizzare tutta l'attività programmatica anche della Regione del Veneto. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito oltre 25 milioni formando circa 600 addetti a questo settore, quindi davvero un intervento eccezionale, mi viene da dire, ma che abbiamo intenzione di continuare a portare avanti anche insieme al territorio, quindi ascoltando la voce delle associazioni di categoria in merito, affinché le nostre azioni politiche siano sempre più efficaci e sempre al passo con i tempi.